tutti i giorni si vede, si vede qualche aumento in più. E lo stipendio è sempre lo stesso e si paga tutto un po' di più, si fanno delle rinunce. Il post-pandemia, la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici tra il 2021 e il 2023, l'aumento dell'inflazione più 14,5% ha costretto la famiglia media veneta a spendere in questi ultimi 2 anni 3.500 euro in più. È l'ufficio studi della CGA di Mestre a fare il punto sull'inarrestabile crescita del costo della vita e sulle sue conseguenze. Se nel 2021 una famiglia spendeva in un anno 23.529 euro, nel 2023 ha dovuto tirar fuori di tasca quasi 27.000 euro. Zucchero più 61%, riso più 48%, olio più 45%, bollette della luce a più 93%, più 62% il gas e poi i trasporti. Più 106% il costo dei biglietti aerei internazionali. Una perdita di potere economico tale non si verificava da fine anni 90. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Con il risultato che nei centri storici e nelle periferie aumenta il numero di attività chiuse definitivamente. Quanto alle famiglie sono state quelle più fragili a patire le conseguenze più pesanti. Le famiglie dove tirano fuori i soldi in più che servono? Ma io penso che chi non ha la disponibilità è costretto a indebitarsi in qualche modo, cioè non ci sono alternative, o si farà aiutare se a qualcuno, ad esempio i giovani, dalle famiglie, piuttosto che ci sono anche molti pensionati da quello che si sa che aiutano i figli. Quest'estate ho fatto la stagione estiva a Jesolo, uno stipendio metà andava via per la spesa. Spesso vado al mercato, però è vero, nei supermercati è tanto aumentato il prezzo. Gli stipendi restano, non sono adeguati e la vita costa caro, mai tutto, e si cerca di risparmiare, però si fanno delle scelte e l'inflazione corre. Gli stipendi invece vengono abbassati e tartassati di tasse, Quindi però bisogna tirare fuori lo stesso sti soldi in più da pagare. bisogna lavorare di più e non lasciarsi abbattere da questa situazione, ad essere più forti.